Non c'è pace per il Verona, neppure nella pausa per la nazionale. Weekend di passione. Venerdì sera il post Facebook del consigliere regionale di maggioranza Andrea Bassi, che ha mandato letteralmente a quel paese, con tanto di insulti abbreviati, il direttore sportivo Filippo Fusco, scatenando la reazione della società che minaccia di adire le vie legali. Poi l'esclusione dalla nazionale Under 17 per motivi disciplinari dell'attaccante giallo-blu Moise Kean, ma è la bomba Volpi ergo Gabriele, il magnate ligure, la notizia forse più preoccupante. Come riportano stamattina Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, c'è un'inchiesta della Procura della Federcalcio, che coinvolge anche la Procura di Como, che mira a far luce sulla proprietà del Verona, che, scrive in particolare il Corriere, i risultati di un'inchiesta penale riconducono a Gabriele Volpi, che avrebbe acquisito anche il Verona Calcio tramite, via Solferino, cita la Guardia di Finanza, una manovra scaturita da un credito insoluto che il Taicon avrebbe dovuto incassare da Setti Maurizio, presidente del club veneto. La stessa relazione della GDF però sottolinea che non esistono atti che testimoniano l'avvenuto avvicendamento, perché il Verona risulta interamente di proprietà della società anonima lussemburghese Falco Investment SA. Il Verona ha replicato in tarda mattinata con una nota ufficiale: Maurizio Setti è il solo proprietario dell'Hellas Verona FC. La società è rammaricata di leggere ancora una volta notizie sbagliate e atta a minare la credibilità di una proprietà che già in passato è intervenuta per chiarire e confermare che l'Hellas Verona FC, lo ripetiamo, appartiene solo a Maurizio Setti.